Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Buonasera. questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi abbiamo un collegamento da Tortolì, collegamento per la puntata di oggi per presentare il Festival della Laguna che si svolgerà domenica 4 dicembre. Lo facciamo in compagnia di Luca Cacciatori, presidente della società cooperativa Pescatori Tortolì, Donatella Contu, la vicepresidente, e Mattia Pastrello, l'addetto al marketing e alla comunicazione. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Grazie a voi. Allora, iniziamo a parlare perché l'idea è quella, ovviamente, dicevo anche prima a microfoni spenti, di promuovere, in qualche modo comunicare l'evento che si preannuncia già bello, ricco, sostanzioso, con tante iniziative interessanti per Domenica Tortolì. Ma inizierei subito con il presidente, con Luca Cacciatori, per parlare un po' della cooperativa, della società cooperativa Pescatori Tortolì, prima in Sardegna e fra le prime in Italia. Che realtà è oggi? Ecco, allora, noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, quindi organizzare questo festival. Io sono uno dei promotori, ce l'ho in mente da qualche anno e quest'anno stiamo riuscendo ad organizzarlo, quindi speriamo che venga fuori una bella manifestazione. Si tratta praticamente della sostenibilità della cooperativa. Sostenibilità si intende dare valore, o meglio valorizzare il patrimonio del compendio ittico attraverso la conoscenza, la comunicazione sociale, culturale, turistico e ambientale. Quindi si intende per far conoscere espressamente il lavoro della cooperativa. Quindi il lavoro, le sue funzioni, come si svolge e la durata, perché comunque c'è un processo da spiegare. Niente, questo qui è lo scopo, diciamo, della manifestazione. A Donatella Conto invece chiedo la realtà proprio della cooperativa. Dicevamo prima in Sardegna, addirittura se non ricordo male, parliamo di una nascita intorno agli anni 40. Ecco, come è diventata attualmente, perché forse non tutti sanno che tipo di realtà siete e il lavoro, il grosso, il duro lavoro che voi fate. Allora, l'azienda, la cooperativa Pescatori Tortolì, è stata costituita nel lontano 14 novembre del 1944. Inizialmente attività di pesca, quindi si svolgeva la pesca nella laguna, nello stagno di Tortolì, che è pesce molto pregiato, che veniva usato in antichità come regalia, proprio per la qualità del prodotto. Però durante tutti questi anni si è avuta un'evoluzione, perché la nostra azienda, che attualmente è formata da 44 soci, oltre alla pesca, all'allevamento delle ostriche, infatti siamo i primi in Italia, ok? E anche più grossi in Sardegna, quindi che siamo i primi in Italia, Sardegna e Italia, siamo lì, quindi siamo i più grossi produttori italiani. Quindi allora, oltre alla pesca, quindi facciamo l'allevamento delle ostriche, raccogliamo le vongole, la tipica vongola autoctona del Mar Mediterraneo, però abbiamo anche una serie di attività connesse, come l'ititurismo, come aperitivi itineranti in un battello, la fattoria didattica, abbiamo il CEAS, il Centro Educazione Ambientale, percorsi turistici, percorsi naturalistici. Praticamente ci siamo aperti a quella che è innovazione, a come cambia comunque culturalmente, a come cambiano culturalmente le persone, e piano piano comunque aumenti sempre di più quella che è la tua proposta. Ma un'altra cosa molto importante che svolge la nostra azienda, noi abbiamo sempre tenuto le porte aperte ai centri di ricerca, università, Agris, Laore, Sardi. Questi ci hanno permesso anche di crescere, perché quando il motto, diciamo, della nostra azienda è che quando non ti va bene una cosa, ci rimbocchiamo le maniche e troviamo un'alternativa. Quindi hai davanti a te un'azienda con 78 anni di storia e con tantissime attività diverse. Tante. A Mattia Pastrello invece volevo chiedere, per quanto riguarda invece l'evento di domenica, visto che comunque si occupa di comunicazione e di marketing, cercare di capire che cosa si aspetta e cosa ci possiamo aspettare, chi verrà a vedere, a visitare e a vivere, ecco, la giornata, appunto il Festival della Laguna. Beh, allora,
tutti i visitatori si immergeranno nell'Ogliastra fra mare e montagna fondamentalmente, perché noi abbiamo il mare esattamente qui davanti e la laguna dietro, e subito dietro poi iniziano i monti, quindi è un territorio meraviglioso, ma lo sappiamo già. È la Blue Zone d'Europa, quindi la prima Blue Zone del mondo scoperta, che sarebbe la terra della longevità, con il maggior numero di centenari che ci sono attualmente in vita. Cosa si troverà? Si troverà una festa, si troverà una fiera, si troverà un festival musicale, birra artigianale, si troverà tutti i prodotti della cooperativa, quindi tutte le nostre eccellenze, dalla bottarga alle ostriche, al pesce che noi peschiamo, pesce selvatico, non d'allevamento, quindi la qualità anche della materia prima eccellente, e si troverà anche gli amici di altre attività che collaborano con noi, verranno a cucinare il cinghiale, prepareranno panini con la salsiccia, ci sarà un po' di tutto, quindi le castagne, ci saranno i fatti fritti, e quindi ci sarà per tutti i palati qualcosa. In più, per i bambini ci sarà anche il trucca bimbi con la fatina e gli elfi, ci sarà un mini Luna Park, ci sono le giostrine e c'è un concerto che va avanti tutto il giorno, dalle 10:30 alle 5 del pomeriggio, musica live dei gruppi locali e gli artigiani. Un grande evento con una grande organizzazione. Chiedo a Luca Cacciatori, abbiamo parlato di innovazione, partendo dalla tradizione, visto che parliamo comunque dagli anni 40, mettere insieme o cercare di far ragionare tanti soci è difficile oppure ci si riesce? Ma è sempre difficile, però bisogna saperci fare, perché poi inizialmente magari hanno delle difficoltà ad apprendere, come logicamente ce le avevamo anche noi, però poi con vari studi, anche con l'aiuto di Mattia che è qui con noi, cioè cerchiamo sempre di risolvere i problemi e vengono capiti. Ecco. A Donatella Conte invece chiedo un'altra cosa. L'Ogliastra è un territorio, l'ha detto prima Mattia, praticamente completo, perché al di là della Blue Zone, che ovviamente anche per le statistiche in qualche modo significa che forse è il posto della Sardegna dove la qualità della vita o comunque del tipo di vita che si vive potremmo dire foriero, no? Praticamente del fatto che si possa vivere bene e a lungo. Però dicevo, l'Ogliastra è un territorio talmente unico nel suo genere che il Festival della Laguna in questo senso calza a pennello, perché diceva prima si può trovare prodotti di mare e montagna, sviluppiamo e vediamo, e i visitatori vedranno quello che noi produciamo. Ecco, l'idea di coniugare tutto questo, prima lo diceva il Presidente, nasce da qualche anno. Perché si è decisi solo adesso? Perché abbiamo iniziato partendo con altre manifestazioni che si limitavano alla cultura e all'enogastronomia, alla gastronomia, insomma, tutte le cose culinarie. Però poi a un certo punto abbiamo voluto provare ad unire proprio quella che è la cultura, anche la musica, quindi a unire questo, provare se si poteva creare un connubio fra artisti e laguna, e viene un bel connubio, perché comunque tu hai questi artisti che si esibiscono su questo palco, dove attorno a loro c'è solo mare, laguna, verde, sei proprio in mezzo al verde, sei in mezzo alla natura, non sei comunque in una metropoli, sei all'aperto. Quindi rispecchia quella che è l'Ogliastra, perché se tu vieni da noi in Ogliastra, comunque è ancora una zona selvaggia, non è una zona dove è stata completamente cambiata e modificata dall'uomo, è ancora selvaggia. Noi stessi come azienda, l'azienda come ti ho detto ha 78 anni, ma perché stiamo riuscendo anche a portarla avanti? Perché comunque cerchiamo di lavorare nel rispetto di quello che è l'ambiente, quindi buone prassi, il rispetto dell'ambiente, l'ecosostenibilità. E quando noi peschiamo, ad esempio, una parte del prodotto viene liberata in mare per far sì che ci sia sempre quel ciclo produttivo. Quindi perché non provare questo connubio? Quest'anno, essendo il primo anno, è l'anno di prova, vediamo se si calza bene l'Ogliastra, ma penso proprio di sì. Secondo me l'anno prossimo avremo il doppio dei partecipanti e degli espositori e dei gruppi.
Bisogna iniziare a pensare ad allargare la laguna nel caso. Faremo delle piattaforme. Mattia, Ma invece infatti per quanto ci sarà anche il sì. battello che porterà i turisti, i nostri ospiti, in mezzo agli allevamenti delle ostriche, li porterà davanti al centro di educazione ambientale, dove c'era prima la vecchia peschiera, quindi caseggiati dei primi del Novecento. Faranno il giro di un isolotto, terra di gabbiani, un isolotto dove si trovano solamente gabbiani, aironi cenerini, garzette e garzette, quindi c'è anche una faunistica da vedere e Assolutamente. tastare. Non si può raccontare, bisogna viverla, è chiaro, Bisogna ovviamente. Mattia, parlavamo di tradizione e innovazione perché poi è un po' il filo comune che ci stiamo dando in questa chiacchierata. Come si inserisce o come riesci tu anche nel tuo lavoro, visto che parliamo comunque di un mercato globale, no? Quindi far emergere le peculiarità importanti, in questo caso della cooperativa, ma nella fattispecie del Festival della Laguna, in un mercato, potremmo dire, sicuramente colmo di offerte. Beh, allora, se tu mi avessi chiesto in generale, ti dico che era facile far emergere le peculiarità della cooperativa perché ci sono talmente tanti punti di forza e talmente tante caratteristiche uniche che viene quasi facile, nel senso che la bottarga che producono qui è una bottarga che viene prodotta con una ricetta, se mi passi il termine, del 1300, per capirci. Quindi una lavorazione del 1300, cioè abbiamo trovato documenti storici e cose del genere. Allora, per invece rispondere alla tua domanda specifica, come facciamo a comunicarlo, visto che lì fuori c'è un'offerta immensa? Allora, noi adesso in questo momento abbiamo puntato sul far sentire a casa, tra virgolette, nel senso di a far sentire a loro agio, a far sentire il luogo come una festa, una fiera dove si può andare la famiglia senza pensieri, senza problemi, una cosa contenuta, organizzata bene, controllata, pulita, eccetera, eccetera, in modo tale che tutti possano venire a cuor leggero, senza preoccuparsi, tanto più che oggettivamente come periodo è un periodo di inizio inverno, se vuoi fine autunno, inizio inverno, che è ideale perché la zona è ritornata tutta verde e è meraviglioso. Se la giornata, e speriamo che la giornata ci sia favorevole, sarà di sole, ci sarà pure un gran bel caldo, perché quando il sole batte si sta in magliettina qui. Abbiamo il mare qui di fianco, si può andare in spiaggia, è una meraviglia. Io invece, Presidente, volevo chiedere un'altra informazione importante, secondo me, per chi ci ascolta. La vostra capacità di mettervi sempre in discussione, l'abbiamo detto anche prima, l'ha detto anche la Vicepresidente, è il caso di dire che non avete tirato i remi in barca, cioè ascoltare quelle che erano le esigenze e della comunità e della natura e del mercato. Avete conosciuto dei momenti, ahimè, difficili, come è successo a molte aziende sarde, ma in questo caso voi in particolare, però vi siete rimessi in piedi e oggi siete a maggior ragione un'eccellenza. Sì, diciamo che per noi, per quanto riguarda il Covid, okay, ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato a reinventarci, perché se noi ci fossimo lasciati andare, a quest'ora non esisteremo più. Invece da lì abbiamo colto la palla al balzo, come si dice, il bisogno aguzza l'ingegno, Sì. ok? Quindi ci siamo dovuti ingegnare e reinventarci e così abbiamo ottenuto i nostri risultati, però non ci siamo fermati perché noi non vogliamo fermarci, noi vogliamo continuare ad andare avanti, cioè chi viene da noi non viene solo per mangiare oppure per farsi la passeggiata, ma viene a vivere un'esperienza non indifferente, perché i nostri clienti, amici, turisti e chiunque essi siano, cioè vengono a fare questa esperienza e vanno via entusiasti e con la voglia di ritornare, e infatti ritornano. Quindi questo ci dà orgoglio, cioè noi siamo orgogliosi di quello che facciamo e portiamo la nostra cooperativa nel cuore.
in qualche modo diventate voi stessi guide turistiche del posto dove Esatto. lavorate, come se foste Esatto. come se foste. Tutti. E a proposito di guide turistiche, prima parlavate anche parlo con Donatella, parlavate dei progetti messi in campo con l'università. Mi ha colpito molto anche i progetti con le scuole, che questo credo che sia fondamentale anche per assicurare, potremmo dire, la continuità anche con le nuove generazioni. Esatto, noi battiamo molto a lavorare con le scuole perché comunque siamo 44 soci, abbiamo sì soci giovani, però diciamo che oltre la metà siamo, diciamo, un po' avanti con l'età, quindi dobbiamo lasciare questa azienda in mano a qualcuno. Bisogna cercare di far appassionare i giovani come lo siamo noi che siamo cresciuti qua dentro per portare avanti l'azienda. Quando arrivano le scuole, che siano, noi abbiamo i target dalle scuole materne alle università, quindi nel momento in cui arrivano le scuole gli facciamo passare una giornata di vera attività lavorativa, chiaramente in base all'età. Quindi loro arrivano, innanzitutto vedono quella che è la laguna, però iniziano, li vestiamo, entrano in acqua, li spieghiamo e gli facciamo fare quello che è la lavorazione dell'ostrica. Quando hanno finito ti dicono: non immaginavamo che dietro comprare un paio di ostriche ci fosse questo lavoro. Oppure gli facciamo produrre le polpette e anche lì ti fanno le loro domande, accendi la loro curiosità. Gli portiamo a pescare nell'impianto di cattura del pesce selvatico, spiegandole luna, mare, eccetera, eccetera. Quindi entrano in acqua, tirano le reti e sia la raccolta del pesce selvatico, anche lì tantissime domande. Tant'è vero che molti ragazzi, soprattutto delle superiori, quando se no dicono: ma ci volete lavorare? Quindi riesci a coinvolgerli, gli riesci a farli assaporare, tant'è vero che tornano. Noi abbiamo le insegnanti delle scuole di tutta la Sardegna, ma poi vengono molto anche i ragazzi del Lazio, della regione Lazio, che vengono tutti gli anni sono qua puntuali, che cambiano le classi e portano, perché comunque è un'esperienza diversa. Poi quando li porti anche a lavorare sul campo, dove tu parli poco ma toccano con mano, imparano molto di più. E c'è stata una terza media, le terze medie di una scuola di Tortolì, del mio paese, dove durante l'esame di terza media, quando hanno chiesto qual è stata la più bella gita che avete fatto, tutti hanno parlato della peschiera. Questo è orgoglio, per noi è orgoglio. Siamo in chiusura e chiedo ovviamente a Mattia, anche per il suo ruolo, quindi di fare un invito, innanzitutto anche per capire chi dovesse. L'invito ovviamente è rivolto a tutti quelli che ci guardano, a quelli che hanno la passione e anche la curiosità di venire a Tortolì. Credo che ci sia ovviamente un percorso guidato per chi si avvicina alla zona della laguna, quindi non lo so Mattia, se vuoi dare tu le info per chi volesse mettersi in marcia e venire, ricordo ancora una volta, domenica 4 dicembre alla laguna di Tortolì. Allora, domenica 4 dicembre inizia il tutto alle 10:30 e termina alle 17. Ci sarà il parcheggio gratuito lungo la strada che porta alla cooperativa, quindi la strada, diciamo, della riva di Ponente, della Capannina, per capirci, e ci saranno dei movieri che controllano un attimo che le macchine siano anche messe in maniera adeguata e non intralcino. Ci saranno tutto il giorno i gruppi che si susseguono sul palco, quindi ci sarà non stop music e tra l'altro anche un bellissimo sipario verso l'ora di pranzo, dove ci sarà la possibilità di partecipare, nel senso che organizzeranno una sorta di, mi hanno detto che si chiama drum circus, cioè una specie di suonata di tamburi collettiva con più persone che poi seguiranno il ritmo, eccetera eccetera, quindi sarà anche molto divertente. E poi da mangiare, come abbiamo detto prima, ci sarà sia di terra che di mare, le nostre eccellenze, la possibilità di vedere gli impianti di cattura, che diceva già Donatella, di vedere gli impianti delle ostriche, fare una passeggiata anche nel verde lungo lo stagno, la laguna, e anche un giro in laguna, perché ci sarà anche il battello che porta le persone a farsi un giro e vedere gli impianti da dentro. Sarà molto bello. Ragazzi, io ovviamente l'invito lo faccio io per voi, è esteso a tutti e quindi accorrete, andate numerosi, perché sicuramente sarà
un'esperienza assolutamente da vivere, grandi e piccini, visto che c'è anche il tanto per i bambini che sicuramente si appassioneranno. Allora io ringrazio di cuore Luca Cacciatori, Donatella Contu e Mattia Pastrello della loro partecipazione. Grazie a voi. È stato un piacere. È un piacere, grazie a tutti, rinnovando ancora l'invito per domenica 4 dicembre a Tortolì. Per quanto riguarda Effetto Serra invece ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre sui social. Vi chiedo di condividere e di cliccare mi piace. Ancora grazie, buona serata, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao.